Guaiù, a patana è una cosa seria e ho visto che a voi a patana vi piace assai, perché ho fatto la pasta crocchè e oggi scassata, oggi vinciuto, perché l'avete fatta tutti. Oggi invece la pasta crocchè facciamo una pasta con patate allo zafferano e speck. Pigliate carta e penna, venite a presa a me. Allora, prima cosa ci vuole speck, lo mettete in una padella e lo facete a diventare croccantino. Poi scaurate la pasta, perché ci vogliono 5 minuti a fare questo piatto. Io ho usato le mezze maniche rigate. Avevo già allessato 3 patate scaurate e adesso inserisco 2 bustine di zafferano. Poi unisco qualche cucchiaio di pecorino, ecco qua, e sempre o giri ruoti a sentimento con tutto il cuore. Un bacino e i preziusi che mi hanno attaccato a rete lì, abbondati, che si sono mettiti, sono trovati. Mo pigliate un cuppino di acqua di cottura della pasta e ce la rovagate dentro, così. Poi prendete il frullatore a immersione, il mixer e cominciamo a fare la cremina. Guardate qua che bellissimo, guardate. Ecco qua, guardate qua che bella crema che è venuta. Così deve venire, densa, gialla e consistente. Ecco qua ragazzi, io la pasta l'ho scaldata già. Ora ce la vado a buttare qua dentro, vedete, nello speck che avevo fatto incroccantire prima, e poi ci aggiungo la crema che avevo preparato. Guardate qua che bellissimo. Quando scaldate la pasta tenetevi un paio di cuppini d'acqua, un paio di mestoli d'acqua da parte, ok? Perché vi può servire mo che andiamo a fare la mantecata o che facciamo giù bandatielli, Sentite qua come scoppia i popcorn. Guardate, una bella mangiata di parmigiano e poi andiamo a fare un misca Francesca. Guardate qua, guardate. Oggi mi sento un Caravaggio. Guardate. Guardate qua, voglio che mi pare una carbonara, guardate. Pure per chi è intollerante all'uovo, no? O è allergico all'uovo. Si può mangiare sta specie di carbonati, senza uovo. Ci metto anche un po' di pepe, tanto io devo solo assaggiare. Mamma mia, voglio, mamma. Guardate qua, guardate. La specialità. Assaggiamo. Voglio io assaggio direttamente, andare a capella qua e vi faccio sapere. Mamma mia, come sono saporito. Ve la giritti che oggi mi sentivo Caravaggio. Guardate qua sto quadro. Non sto piatto, sto quadro. E beh, che re? Tutto a posto? Vi ho deliziato? Facetemi sapere nei commenti. Buona giornata.